Appassionati di calcio 5, buonasera dal Palaiacazzi di Aversa, 14ª giornata del campionato nazionale di Serie A. Stanno facendo il loro ingresso in campo il Napoli Futsal e la Kame Treviso. Ancora Walex fermato da Perugino, la palla arriva a Van der Salas, è tutto solo davanti a Pietrangelo, si va a divorare il gol dell'1-0. Borruto. Ancora la giocata per Vander che calcia e trova di nuovo Pietrangelo nella circostanza precedente. Borruto tiene il pallone, calcia sporco col mancino, poi ballo col destro, ancora Pietrangelo. La riguadagna Walex, già Pavira in avanti, buono, attenzione, l'occasione per la Kame. Ancora il destro di Pelezigno, tutto perfetto, tranne che mancava quel giocatore. Borruto, Pelezigno, destro ancora sul fondo. Ancora il destro di Duarte, Borruto insiste in Napoli. Salas, De Luca, Bolo, sinistro di Bolo, palo esterno. La palla dentro con il gran sinistro, l'occasione per la Kame. Colpisce la schiena di Duarte e innesca la transizione offensiva ancora della Kame con il destro fermato da Belobuono. Qui la ripartenza di Giappa Duarte, c'è De Luca tutto solo, Duarte non riesce l'assist, poi arriva il sinistro di Bolo e ancora la parata di Pietrangelo. Duarte fermato l'errore, attenzione Walex tutto solo, sbaglia la giocata di Fino. Attenzione qui con l'errore nella lettura di questo calcio d'angolo la difesa del Napoli e con Di Zotti che non è stato lesto. Intanto siamo già dall'altra parte, la finta di Bolo che mette il pallone in fondo al sacco e sblocca la partita così, facendo sedere Pietrangelo. Forse era l'unico modo per trovare il gol. Lucas Bolo, 1-0 Napoli al 17esimo, la rivediamo. La ripartenza, Borruto, la palla per Bolo, questa volta ha avuto la lucidità per fintare la conclusione. Pietrangelo è andato a terra e per Bolo è stato un gioco da ragazzi trovare il gol dell'1-0. Già Pavira, subito l'opportunità per la Kame che insiste, il tocco in avanti con Duarte che non trova il pallone, allora l'opportunità per Giappa Vieira con ancora il sinistro, la rabbia di Colini, suono della sirena. Si va a riposo così con il Napoli in vantaggio 1-0 grazie al gol del numero 24 Lucas Bolo, inquadrato prima dell'ultima trasferta ovviamente insidiosissima sul campo dei campioni d'Italia, la Meta Catania, che hanno dato intanto qui proteste per un presunto tocco con la mano di Giappa Vieira. Lo vediamo subito con l'aiuto della regia. Napoli voleva il calcio di rigore, gli arbitri non sono d'accordo. Napoli aveva protestato anche qui con l'Active per un rigore presunto sempre non assegnato. Borruto, destro al volo di Borruto, supporto esterno della rete, ancora Borruto, finta e controfinta. Walex apre con una grande conclusione della posizione defilata da parte di Saccon. Prima del fischio d'inizio è stato intanto Borruto, la giocata del Cobra, perde l'attimo, il pallone per Vavà, ancora De Luca, dentro, alla fine Pietrangelo si salva. Pelezigno, Bolo, calcia, trova Pietrangelo in traiettoria. Attenzione qui Salas, ancora Van der Salas. Per un attimo la ripartenza, poi lo recupera Bolo, carica il sinistro, la finta, la palla dentro per Giappa Duarte che trova l'angolo per il 2-0 del Napoli. Ma l'invenzione del passaggio di Lucas Bolo, Giappa Duarte. Il raddoppio degli azzurri, la rivediamo. Bolo, la finta, il passaggio col destro di controbalzo. Guardate qui cosa ha inventato Lucas Bolo, bravissimo Giappa Duarte. Qui Pietrangelo non è stato perfetto nella chiusura, non lo va a riprendere. Poi la palla buona per Vavà, prova a girarsi Vavà, non inquadra il bersaglio. Il bomber Pelezigno, Duarte in avanti, buono per De Luca che ha un po' di spazio, può calciare De Luca! Massimo De Luca, lo scugnizzo partenopeo
trova il gol del 3-0 e qui c'è una dedica più che speciale per qualcuno che arriverà con Massimo De Luca, che ovviamente va a indicare la sua compagna in tribuna per il 3-0 del Napoli a 7 minuti e 40 dall'intervallo. Sul fondo la palla in avanti per De Luca, non c'è il portiere, De Luca fa tutto benissimo tranne la semi rovesciata che finisce sul fondo. Palla dentro, la grande parata di Bellobuono sulla conclusione sotto misura di Sacon. Il fallo laterale, Donin ancora, la palla dentro, Bellobuono in qualche modo diventa un assist. La palla è recuperata ancora da Vavà, a cercare Borruto, avanza il Cobra, Borruto per il 4-0 del Napoli. Ha calciato con l'esterno Titi Borruto, che ha trovato la gioia del gol per il poker degli azzurri. Il Cobra mette il suo sigillo anche in questo match. E ultima conclusione per il possibile gol fallito. Gli applausi del Palaiacazzi di Aversa al Napoli che batte 4-0 la Kame Treviso.